Buongiorno, si avvicini pure al tavolo, in piedi e a voce alta deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi ritengo di dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è così. Si accomodi pure sulla sedia, si avvicini, parli bene al microfono che viene registrato, dà le sue generalità complete, nome e cognome, luogo e data di nascita. Nome Michele da Conceição dos Santos Oliveira. Dove è nata? Brasile, 3/5, 1978. Dove è residente? Sono residente a Buccinasco, via Meucci, numero 24. Via? Meucci. E abita proprio lì? Sì. Grazie, prego pubblico ministero. Grazie. Buongiorno signora. Buongiorno. Senta, preliminarmente, lei capisce perfettamente la lingua italiana? Un po' sì, mi sbaglio in qualche parola. No, non Però ho capito. capisco. Non ho capito. Sì, ha detto sì che però le capita di sbagliare qualche parola, quindi vabbè. cerchiamo di rapportarci Certo, con certo. un linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Da quanto tempo è in Italia, signora? Sono in Italia da 8 anni. 8 anni. Senta signora, attualmente lei vive in Italia? Sì. Dove? Via Meucci, Buccinasco, numero 24. Ah, svolge un'attività lavorativa? Attualmente. Sì. Può riferire alla Corte di che cosa si occupa, dove lavora? Lavoro nell'azienda del mio fidanzato come goff. Del suo Si fidanzato? Come goff. Cioè faccio l'orario di servizio delle donne di polizia. Forse bisogna avvicinare il microfono perché io non capisco tutte le sue risposte. Sì, Lo può ripetere? lavoro nell'azienda del mio fidanzato. Con quali compiti in questa azienda? Cioè, faccio degli orario come goffi delle donne di polizia. Quindi lavora tutti i giorni o lavora... Tutti i giorni part time. Senta signora, e invece nel 2010 e per l'esattezza diciamo come periodo dal gennaio 2010, lei esercitava un'attività lavorativa? Sì, prima lavoravo come in discoteca facendo la PR. Ma era un lavoro stabile? Sì, lavoravo del lunedì a domenica. Quindi nel maggio 2010 lei aveva redditi? Sì. Anche nel 2011? Lei ricorda che è stata sentita come persona informata come testimone nel gennaio 2011? Sì, mi ricordo. Lei quindi in quel periodo svolgeva un'attività lavorativa, era in grado di pagare il canone della sua casa e di vivere la vita di ogni giorno? Sì, facevo un po' fatica, però sì. Lei è sicura di questo? Cioè che aveva un lavoro stabile in quel periodo? Cioè quando lei è stata interrogata? Sì, avevo un lavoro, lavoravo come ho detto prima, cioè facendo la PR in discoteca. Facevo fatica anche a pagare il mio affitto.
Per la memoria, più che contestazioni, giusto per precisare, lei nel verbale del 14 gennaio 2011, a domande precisa, lei che attività svolge attualmente, lei disse: attualmente faccio l'indossatrice. Sì. Alla successiva domanda: può precisare presso quali stilisti lavora e quali sono attualmente i contatti che lei ha? Lei rispose: attualmente sono disoccupata. Siccome nell'ambiente della moda si sa che ho fatto l'indossatrice, può capitare che qualcuno mi chiami a fare l'indossatrice in uno showroom. In questo caso ovviamente vengo pagata in nero. Sì. All'altra domanda: quindi lei attualmente non ha una fonte di reddito? Lei rispose: adesso no. E alla domanda successiva: allora come vive, come può precisare come paga il canone di affitto, intendendo della sua casa, disse: il mio canone è di 1.000 euro al mese, in questo momento non ho una fonte di reddito, mi aiuta il mio ex convivente che si chiama Luca D'Antone. Ora che io gli ho riletto questi passi del verbale da lei reso, le conferma queste dichiarazioni? Sì, le confermo anche questa, però l'ho fatto anche per aggiungere un po' di soldi, perché ho un figlio e devo mandare anche soldi a lui in discoteca come au pair. Senta, lei all'epoca, quindi nel 2010-2011, viveva in via Villoresi? Sì. Da quanto tempo abitava in questa abitazione? Era praticamente, sono entrata a marzo, no, a marzo del 2010. Finale marzo. Senta, lei ha detto poc'anzi, rispondendo a una domanda del Presidente, che il suo indirizzo è in via Meucci numero 24 in Buccinasco. Sì. Ma questa non è l'abitazione del suo ex convivente Savino Luca D'Antone? Sì, che siamo tornati insieme. Ah, ho capito, quindi il suo fidanzato attualmente, il suo compagno è Luca D'Antone? Sì, come già è stato prima. Senta, di quante camere era composta l'abitazione di via Villoresi? Esattamente una camera, sala, cucina e bagno. Lei quando ha preso in locazione questo appartamento viveva da sola o in compagnia di altre persone? No, viveva da sola prima, quando ho preso. Lei ha mai conosciuto la signora El Karima detta Ruby? Sì. Può precisare quando l'ha conosciuta, dove l'ha conosciuta? La prima volta che ho conosciuto Ruby è stato da Arcori. È stato, scusi, Arcori. Prego, vada avanti. Ho conosciuta lei lì in una cena normale. Ma questo quando, scusi? Era verso aprile Aprile di quale anno? 2010. 2010. Sì. Senta, lei all'epoca era titolare, possedeva e usava un cellulare 331 29 75 603? E infatti adesso non mi ricordo più il numero perché ho cambiato. Non mi ricordo più il numero che c'era. Ma lei all'epoca, allora, è documentale, Presidente, perché abbiamo i tabulati che sono stati anche esibiti, da cui risulta che lei aveva nella disponibilità nel 2010, mi faccia finire, questo cellulare. Quindi lei quando ha cambiato cellulare? Ho cambiato nel momento che la procura mi ha sequestrato il mio numero di telefono, che ho dato in mano le poliziotti che sono venuti a sequestrarmi. Dopo ho cambiato i numeri. Senta, e quando è successo questo? Era verso giugno, luglio, è stato subito dopo
2010. Sì. A me interessa ovviamente che lei faccia mente locale al periodo 2010 precedente a luglio 2010. È chiaro? Ha capito la mia precisazione? Scusami. Le domande che se le saranno poste rispetto a quanto è stato verificato dal suo cellulare interessa il periodo da gennaio a luglio 2010. Vabbè, no, è una precisazione. Senta. Glielo dice di modo che lei può fare mente locale. Si concentra su quel periodo lì. Cioè, Aspetti alla domanda adesso, intanto si concentri su quel periodo. Allora, ritornando al discorso della signora Ruby, lei ha detto di averla conosciuta, se non si ricorda male, nell'aprile 2010 ad Arcore. Quando lei dice Arcore che cosa intende? Perché Arcore è un paese. A casa dello ex presidente Silvio Berlusconi. Presidente, qui ovviamente c'è un netto contrasto con quanto ha dichiarato nella fase istruttoria, quindi io devo porre ora non una precisazione di ricordo, ma una vera e propria contestazione. Lei, alla domanda che gli è stata posta il 14 gennaio 2011, lei ha mai conosciuto Karim El Karug detta Ruby? Risponde: sì, l'ho conosciuta nell'aprile del 2010 in un ristorante ubicato in Milano, via Lecco, denominato Filetteria, dove io ero presente in quanto frequentavo abitualmente quel locale. In quell'occasione si parlava di che cosa fare per il mio compleanno e c'era anche un mio amico di nome Stefano che fa il PR. Fu Stefano quella sera a ricevere una chiamata da Ruby sul suo cellulare e lo stesso la invitò a venire al ristorante. Ruby arrivò poco dopo al ristorante, si presentò, si sedette con noi e iniziò a parlare. Mi disse di chiamarsi appunto Ruby e mi chiese cosa facessi. Io le dissi che facevo l'indossatrice e lei mi disse che faceva la modella, che sua madre era brasiliana mentre il padre era egiziano. Quella sera stessa Ruby, parlando con Stefano, disse che aveva fatto uno spettacolo in televisione e per la precisazione aveva fatto un balletto. Ecco, mi fermo qua, perché ovviamente la risposta è molto più lunga, però come vede lei nel verbale del 14 gennaio 2011 ha detto una cosa completamente diversa da quello che oggi dichiara in dibattimento e le ricordo che è sotto giuramento. Sì. L'ho conosciuta prima e nella epoca avevo paura di parlare di tutto quello che mi hanno chiesto, ho avuto molta paura, però lei è entrata in contatto con me quella sera dopo la rivista, giustamente al ristorante, è vero, dove lei mi parlava della madre, che lì siamo avuto un po' tempo per parlare e lei mi parlava che era figlia di brasiliana, metà brasiliana, papà egiziano, aveva 24 anni e di lì mi ha detto che aveva problema con l'attuale con chi viveva e mi ha detto che non ce la faceva più pagare sempre lei l'affitto e se la potevo aspettare per un po'. Allora l'ho detto, se non c'è dove vivere, puoi stare un po' a casa mia fino a che riesci a trovare un posto da stare o affittare un appartamento. Ma scusi, scusi Presidente. Scusi un attimo perché non abbiamo capito. No Presidente, però non vorrei essere, mi scusi, io capisco, però se viene interrotto alle domande del pubblico ministero poi io faccio fatica a seguire un mio ragionamento logico e un filologico. Ma guardi, però non abbiamo capito la risposta, non le sue domande. Bene. Scusi, non abbiamo capito, quindi quello che le ha letto il pubblico ministero lo conferma. Lo conferma. Però dice che l'ha conosciuta in realtà prima nella residenza dell'onorevole Berlusconi. Sì, per una quindi questo ristorante è successo dopo? Dopo. Grazie Presidente. Senta,
Allora, proseguiamo, poi ritorneremo sul primo contatto presso la residenza dell'onorevole Berlusconi. Quindi Ruby quando si trasferisce materialmente a casa sua? Lei si trasferisce a casa mia il 7 maggio, dopo il mio compleanno. Il 7 maggio? Sì. Allora, ora le domande che io le porrò riguardano la giornata del 27 maggio 2010, e cioè per l'esattezza la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010. La prima domanda è: in quel periodo Ruby viveva ancora presso di lei? Sì. Le chiedo quindi di fornire delle spiegazioni rispetto a quello che risulta dal tabulato del suo apparecchio. Lei riceve alle ore 20:21 una telefonata dalla signora Pasquino, parlate per 685 secondi. La domanda è: lei ricorda il contenuto di questa telefonata? Sì. Ci precisi che tipo di rapporti e contatti aveva con la signora Pasquino. La Pasquini l'ho conosciuto 4 anni fa in discoteca perché faceva i ballo come cubista. Aveva il suo numero, però non siamo mai stata legata come un'amicizia. In quel momento che io ho visto una chiamata di lei al mio numero, io già ero in questura e lei mi dice perché io stavo difendendo Ruby. No, scusi, deve parlare più chiaramente al microfono. Allora, facciamo così, scusi, la testimone giustamente risponde voltata verso di noi, quindi il microfono glielo sposta, glielo sposta davanti. Grazie, no? Lo metta meglio perché non è centrato. E in quel momento che sto la Pasquini, Lei nel momento in cui ha ricevuto la telefonata stava dicendo dove si trovava? io già ero in questura, io ero davanti alla questura. Alle 20:21, signora Consensuao, la cella di aggancio del suo telefono in via Cassala, che è la cella che copre la sua abitazione. Io sono arrivata. Siamo alle 20:21. Io non mi ricordo esatto l'orario, aveva fatto la mattina un intervento, cioè ho chiamato la persona del centro estetico perché Ruby non entrava a casa e doveva mi portare di medicina che l'aveva dato dei soldi e anche comprare il cibo del mio cane perché le ha detto torno presto. Io ho provato a chiamare, il telefono dell'era spento, ho chiamato il centro estetico perché aveva un biglietto di visita del centro estetico. La proprietaria risponde al telefono, io ho chiesto di Ruby e lei mi racconta quello che è successo. Io dico, ma cosa possiamo fare per aiutare questa ragazza? Cioè, perché è stata arrestata? Non lo sapeva il motivo esatto perché lei è stata arrestata. Allora, lì chiedo le informazioni alle persone che potevano mi dire qualcosa su questo fatto che Ruby è stata arrestata. Si ferma un attimo perché le farò domande precise su ogni singola circostanza che esce dal suo tabulato, quindi preferisco così, è anche più comprensibile. Senta, lei quindi dice che la Pasquino la chiama e gli riferisce dell'intervento del fermo di Ruby. No, lei quando mi ha chiamato la Pasquini io già ero in questura. No. Io non ero a casa ancora, No. non mi ricordo l'orario esatto. Non è così, allora per ricordarle meglio... ma come faccio? Sono 2 anni passati. Lei mi deve ascoltare. Vi è una prima telefonata della Pasquino che chiama lei, 27/5/2010, alle ore 17:52,
dura 274 secondi. Alle ore 18:01 la signora Pasquino chiama il 113 e fa intervenire in corso Buenos Aires. Quindi, prima della telefonata che le ho chiesto spiegazioni, quella delle 20:21, le chiedo perché la signora Pasquino l'ha chiamata alle 17:52, e cioè esattamente la telefonata prima che poi lei fa la Pasquino al 118 per farla intervenire al centro estetico, dove si trovava Ruby. Io a quell'orario ero a casa e non ho ricevuto le chiamate della signora Pasquini. Io non ho ricevuto chiamate, io ho parlato con la Pasquini, ero in questura, cioè ho litigato con lei chiedendo perché aveva anche fatto quello con la Ruby, cioè che era una brava, cioè in quel momento per me era una brava ragazza, cioè io non ho parlato con la Pasquini quell'orario. Presidente, ora una cosa che può non ricordare, per carità, No, anche, posso no, ribattere. lei mi deve far finire. Un momento. Lei deve far finire, perché gli elementi che le do in più servono proprio per ricordare la memoria. Nel momento in cui lei riceve dalla Caterina Pasquino alle ore 17:52 la telefonata, lei si trova, impegna il suo cellulare alla cella di Viale Cassala. Lei è a casa. La mia via È a casa. Come è a E via casa? Violenza. No, mi faccia finire così ha più elementi per ricordare. Come lei è a casa alle 20:21, quando riceve una seconda telefonata dalla signora Pasquino, che dura, come ho detto prima, 685 secondi. Ha capito, signora Consensano? Sì, ho Qui il capito. problema non è che le sta rimproverando niente il pubblico ministero, le sta solo dicendo che quello che risulta dal suo telefono cellulare è sicuro. Quindi glielo sta dicendo per aiutarla eventualmente a ricordare che fino alle ore 20:21 lei era ancora a casa sua quando riceve queste telefonate dalla Pasquino. Però al di là di dove si trovasse, visto che se lo ricorda bene, se no ci dica che cosa le dice la Pasquino, se lo ricorda questo. No, io l'unico momento che mi ricordo della chiamata della Pasquini, io ero in questura, io avevo fatto intervento la mattina, cioè non lo sapevo anche dove era Ruby, cioè io sono arrivata a casa, era alle 3:30 quando sono uscita dall'ospedale, era a letto, cioè la Ruby è uscita, io mi sono preoccupata per la Ruby, già era alle 8 di sera che non tornava, perché me l'ha detto che alle 5:30 precisa era a casa, perché io dovevo prendere delle medicine. Con la Pasquini ho parlato dopo, quello mi ricordo benissimo. Bene, e quando ci ha parlato che cosa vi siete dette? Scusi Presidente, no, io se no le interroga lei e non c'è, però il nuovo codice prevede che l'interrogatorio lo faccia il pubblico ministero. Poi ovviamente il Presidente del Collegio può fare anche 3 giorni di domande. Lo dico perché la situazione è complicata, come lei, perché effettivamente ci sono altre chiamate con la signora Pasquino, ma io sto cercando di ricostruire quello che succede dal momento in cui la signora Consensuao sicuramente sa dalla signora Pasquino dell'intervento della volante. Io ho saputo dell'intervento che è successo con Ruby, con la Pasquini, quando l'ho sentito io già ero in questura, cioè io mi ricordo questo precisamente, perché ho litigato con lei al telefono, io ho detto perché hai fatto questo, non credo che Ruby è una ragazza che viene a fregare, ho litigato e non nego, ho detto quanto vuoi, cosa possiamo fare per risolvere questa situazione. Senta, alle 21:20 lei chiama un'utenza fissa, Dolce Drago, in uso a Spinelli Giuseppe. Le chiedo perché fa questa telefonata, perché e come mai lei conosce Spinelli Giuseppe. Conosco lo signor Spinelli perché quando ho avuto bisogno di un aiuto un po' di anni fa è stato Silvio Berlusconi a mi aiutare,
in quello che ho avuto bisogno. Era da sola qua, già lo conosceva e ho chiesto aiuto a lui. E aveva un numero, Ruby mi parlava sempre di dottore Spinelli e andava sempre dal Dolce Drago. Allora in quel momento ho detto va bene, chiamo le persone che possono mi dare una mano, mandare un avvocato, perché io cercavo la ragazza metà brasiliana, metà egiziana, cioè il poliziotto che avevano lì non trovavano la ragazza che chiedeva io, con i dati che davano io su di lei. E in quel momento mi sono sentita di chiamare le prime persone che potevano mi dare una mano, a chiamare un avvocato, una persona che sarebbe più in grado di aiutare la ragazza. E che cosa le disse? La conversazione tra lei e Spinelli dura 60 secondi. Che cosa vi siete detti? Che cosa le ha detto Spinelli nel momento in cui le ha comunicato che la signora Ruby era stata fermata e portata in questura? Il dottore Spinelli non ha risposto al telefono, il telefono di lui deve aver spento. Io non ho parlato con il dottore Vi è conversazione, 60 secondi, non sono certo i 270 secondi della conversazione con la Pasquino, ma 60 secondi vuol dire che lei ha colloquiato con il cellulare intestato e in uso a Spinelli Salvatore. 60 secondi. Io con il dottore Spinelli non ho parlato. Sto dicendo la verità. Io ho provato a chiamare, il telefono di lui già era spento. Io non ho parlato con lui. Io ho detto a lei quando mi ha chiamato. Forse lei si confonde con una seconda telefonata che ha fatto sempre a Spinelli alle ore 21:33, esattamente 2 secondi, quindi è possibile che non ha risposto, è caduta la linea. Però la prima, lo ripeto, dura 60 secondi, quindi vuol dire che un contatto verbale tra lei e chi stava dall'altra parte del cellulare c'è stato, anche se breve, perché sono 60 secondi. Allora, lei mi ha chiesto, scusa se do di lei, se posso, lei mi ha chiesto il numero del mio telefono prima. Io mi ricordo adesso i primi numeri, erano 3312. Sì, inizio. è questo. Però con il dottore Spinelli io non ho parlato. Va bene, questo è il suo ricordo. Andiamo avanti. avanti. Mi ricordo, non ho parlato, la verità. Lui non mi ha risposto. Lei ricorda se dopo aver composto, diciamo, il numero di Spinelli, lei ha cercato di mettersi in contatto anche con l'onorevole Berlusconi? Dopo del dottore Spinelli ho provato a chiamare Nicole Minetti. Aveva telefono spento. Ho provato un'altra volta. No, scusi Presidente, intervengo proprio per consentire alla testa di essere più precisa. Io mi ricordo... Il primo contatto che lei ha con la signora Minetti è delle 22:19, mentre invece risulta alle 21:23 che lei manda un messaggio sull'utenza in uso all'onorevole Berlusconi. Lo ricorda? Un messaggio. Io mi ricordo bene che ormai sono passati un po' di anni. No, ce ne rendiamo conto. Sì. Ho provato a chiamare il dottore Spinelli, non mi ha risposto. Ho provato a chiamare prima Nicole, telefono dava spento di lei. In finale ho provato a chiamare Silvio Berlusconi, non mi ha risposto prima. Ho mandato un messaggio e lui dopo mi ha risposto. Il dottor Silvio Berlusconi me l'ha detto buonasera. Io l'ho chiesto se lui conosceva Ruby, se si ricordava, e lui è stato molto vago, sì e no. Me l'ha detto che era a Parigi, che stava salendo in un aereo per tornare a Milano. Io l'ho raccontato il fatto che era in questura e che Ruby c'era stata arrestata. Ho detto al dottor Silvio Berlusconi che aveva provato a chiamare il dottore Spinelli,
il mio telefono era spento e che aveva provato anche a chiamare Nicole, telefono era spento. Lui a me mi dai un numero di telefono per chiamare un avvocato. In quel momento ero un po' nervosa, l'ho detto: ho fatto un intervento questa mattina, non ce l'ho come scrivere e non ho penna e carta qua. Allora lui mi chiede se ho batteria in telefono, lo dico che sì, poche ma sì. E lui dice: quando arrivo a Milano provo di risolvere questo problema. Chiudo il telefono, mi arriva subito, in un minuto, la chiamata di Nicole. La chiedo come stai, lei mi dice: ciao, ho saputo che hai fatto un intervento questa mattina. Io le ho detto: sì, sto bene, però sono in questura. La chiedo se lei era molto amica di Ruby. Lei mi dice: insomma, non sono amica, ma sono una conoscente. E ha detto: la Ruby è stata arrestata. Ho provato a chiamare il dottore Spinelli, non mi ha risposto. Ho disturbato Silvio e lei mi dice: arrivo. Perché io ho riferito alla Nicole che aveva chiamato lui. E lei ha detto: arrivo. Senta, lei ha detto di aver avuto dei contatti con l'onorevole Berlusconi che si trovava in Francia. Sì, così mi è stato detto da lui. Certo, certo. È stata anche chiamata dall'onorevole Berlusconi? Chiamata significa che ha ricevuto quella sera una telefonata lei da Silvio Berlusconi? Dopo no, io no. No, dopo, sempre in quel contesto. Sempre... In quel contesto lui ha detto che stava salendo in un aereo e non poteva parlare con me, che quando lui tornasse a Milano che provava a risolvere il problema, a mandare un avvocato. Perché qui risulta alle 23:36 lei chiama, anzi alle 23:57, mi scusi Presidente, l'apparecchio con il quale lei ha contattato, quindi è lo stesso apparecchio telefonico? Sì, era 3312, quello mi ricordo. No, il suo, quello che era in uso all'onorevole Berlusconi. La chiama alle 23:57 e la conversazione tra di voi, lei si trova già in questura, le lo dico perché la cella è via Treves, largo Treves, quindi lei in quel momento è già in questura, in via Fate Bene Fratelli, e dura 276 secondi, siamo alle 23:57, che cosa vi siete detti lei e Berlusconi? Allora, io con lui ho parlato solo quell'orario, dopo non è stato io a parlare con lui, è stato la Minetti a parlare con lui, non io. No, guardi, è una telefonata che lei riceve sul suo apparecchio, sul suo cellulare, quello che ora sta ripetendo di ricordare, 331... Ma se lui era in un aereo, come faceva a chiamarmi? Ma a quell'ora era già arrivato in Italia? Non lo so, se già aveva arrivato. Cosa? Scusi, avvocato. Che cosa succede poi quando... una domanda. Quindi, siccome sempre in quel contesto, in quegli orari, ci sono numerose telefonate che lei fa con la proprietaria del centro estetico, con la signora Cisse Sochina Rocaia. La prima è delle 20:49, la seconda alle 21:16 e questa per esempio dura delle 21:16 210 secondi. Lei diceva prima, vorrei sapere se lo conferma, che gli ha raccontato quello che era successo a Ruby. Sì, la proprietaria del centro estetico che mi ha raccontato. Ma il racconto non si è limitato in una sola conversazione, perché ne avete fatte di più? Per esempio alle 21:28
dopo che lei tenta di mettersi in contatto con l'onorevole Berlusconi e non ci riesce, richiama di nuovo la signora Cisse Sochina alle 21:28 e la conversazione tra di voi dura esattamente 76 secondi. Perché? Perché io le chiedevo un riferimento a chi poteva parlare. Cioè, se lei conosceva un avvocato, lei me l'ha detto: non voglio involvere in questa situazione, sono solo la proprietaria di un centro estetico, non so come fare per ti aiutare, Michele. E lì è finito. Dopo non l'ho più sentito fino a ora, mai più. Senta, proprio per capire la genuinità o meno di quello che lei oggi sta rappresentando in dibattimento, io le devo contestare alcune circostanze rispetto alla conoscenza o meno di alcuni personaggi. Per esempio, Spinelli, lei ha detto di averlo conosciuto, che lo ha aiutata anche in periodi particolari ed è per questo motivo, sapendo anche che Ruby si rivolgeva a Spinelli, ha ritenuto di chiamare Spinelli. Le contesto che nel corso del verbale del 14 gennaio 2011, alla domanda «Lei conosce Giuseppe Spinelli?», lei rispose «No, mai sentito questo nome». Poi a domanda «Ha mai sentito parlare della Dolce Drago?», «No, non ho mai sentito parlare della Dolce Drago, è la prima volta che sento tale indicazione da voi». Poi vengono contestati proprio i tabulati, i contatti, eccetera, e lei dà un'altra versione. Ora io le chiedo... Puoi darne lettura? Ah sì, è lunga, sì. Dunque, le faccio presente che dall'analisi del suo tabulato corrispondente al numero 331 29 75 603 il giorno 27/5/2010 alle ore 21:20 lei contatta l'utenza 335 66 43 447 intestata alla Dolce Drago in uso a Spinelli Giuseppe e vi è una conversazione che dura 60 secondi. Prendo atto, la sua risposta, Sì. Che il giorno 27 a quell'orario dal mio cellulare risulta una chiamata verso l'utenza intestata alla Dolce Drago che mi si dice essere in uso a Spinelli Giuseppe. Io ribadisco di non conoscere questa persona. È vero, ho avuto paura. Ho Ecco, avuto paura di dire a ma lei... ci fa capire che cosa significa la paura? Ecco, cerchi di far comprendere le ragioni per le quali lei dà due versioni in netto contrasto. La paura perché non mi sono mai trovata in una situazione di genere, cioè davanti a un pubblico ministero, davanti a lei che faceva delle domande, cioè ho avuto paura di dire che conosceva queste persone. Non mi hanno mai fatto di male, cioè ho avuto paura, non sapeva, cioè, le cose che stava per succedere. Che cosa, scusi, stava per succedere? Lo senso che venivano voi della procura a sequestrare il mio telefono, dopo sequestrare delle mie cose, perché Ruby diceva che pertenceva a lei, cioè mi sentiva paura da sola. Non aveva più mio fidanzato, ho avuto paura, non nego, ho avuto paura e non l'ho detto a lei che conosceva loro. Ma lei ricorda se anche gli fu detto di non riferire quello che lei sapeva circa la conoscenza di Spinelli, Salvatore o di altre persone dell'entourage dell'onorevole Berlusconi? Lei lo sa che è sotto giuramento e deve sempre dire la verità? Lo so. È stato un sbaglio, però le teneva di proteggere loro. No, non ho capito, Presidente, mi scusi. Lo teneva di proteggere loro. Sì, ma la domanda era diversa. Perché riteneva di proteggerli senza fare il loro nome? Perché gliel'avevano detto loro di non fare i loro nomi o perché è una cosa che aveva deciso lei? Una cosa che aveva deciso io per paura anche. Ma aveva paura di alcune persone o aveva paura del pubblico ministero? O No, aveva paura della situazione in generale? Aveva paura della situazione in generale, sì. Perché non lo sapeva quello che poteva accadere su di me. Cioè, era la prima volta che ero in una situazione di genere.
Senta, signora Consensuao, lei ha detto che Spinelli lo conosceva perché l'aveva aiutata. Ecco, ci vuol spiegare meglio che cosa consisteva in questo aiuto di Spinelli e perché poi doveva aiutarla? Gli ha dato del denaro per conto di altre persone? Sì, ho avuto bisogno di soldi per affittare un appartamento. Io ho chiesto a Silvio se poteva mi aiutare e lui... Silvio, lei intende Silvio Berlusconi? Sì. Sempre stata una persona generosa con quello che ha avuto, se aveva bisogno. Quando è successo? Scusi. E Prego. perché non ha completato la risposta, quindi aveva chiesto all'onorevole Berlusconi se poteva aiutarla e quindi contatto poi con Spinelli per l'appartamento non abbiamo capito. Sempre che aveva bisogno di aiuto per affittare un appartamento e ho chiesto a lui. Ma quando? Questo vorrei che fosse precisato e penso che sia anche una richiesta del collegio, cercando di capire quando succede questo fatto rispetto alla telefonata del 2010, 4 anni prima, 3 anni prima, 15 giorni prima, quanto ha ricevuto da Spinelli? È stato il 2009. 2009. Sì. Ma lei quanto ha ricevuto? Mi hai dato minimo indispensabili su 5.000 euro. Solo 5.000 euro? Sì, è stata l'unica volta che ho avuto soldi da lui, per un aiuto per una casa. Ma questo aiuto lei lo ha chiesto a Silvio Berlusconi e Silvio Berlusconi le ha detto vai da Spinelli che ti darà il denaro? Me l'ha dato anche un orologio come regalo, il CD di lui cantando in napoletano delle musica e me l'ha detto di andare da signor Spinelli, sì. Ma non in troca di favore sessuale, solo un aiuto. Non gli è stata fatta questa domanda, signora Consensuale? No, vabbè, ma la testimone può rispondere ampiamente alle domande che pone il pubblico ministero, quindi, anzi, noi non c'eravamo, per cui se ce lo spiega. Questa conversazione che lei ha avuto con l'onorevole Berlusconi, in cui le chiede questo aiuto, lui le regala i CD e altro, dove avviene? Avviene perché già lo conoscevo un po' prima. Ecco, facciamo così, guardi, perché sennò diventa... Lei dica con parole sue quando l'ha conosciuto, in che periodo e che cosa è successo, e come si è evoluto il rapporto. La data giusta, il giorno giusto non mi ricordo bene quando l'ho conosciuto, perché ormai sono passati tanti anni. Almeno l'anno però ce lo può dire? Sì, era verso il 2008, sì. E sono stata a una cena elegante, normale, e di lì ho avuto sempre contatto da lui perché mi interessava la politica. Un giorno l'ha detto, quando imparerei bene lo italiano e la legge italiana vorrei tanto fare parte della politica. E scherzando con lui, e di lì è rimasta un'amicizia e mi sono sentita di chiedere a lui un aiuto nel 2009. E dove eravate quando l'ha conosciuto? Da Arcori, a casa di lui. Ma lei c'era andata da sola? Era stata invitata da qualcuno? Io prima sono stata invitata da una persona. Cioè è una persona che l'ha portata ad Arcore? Sì. E chi è questa persona? Era un conoscente mio, una persona che frequentava nell'epoca, che le conosceva lui. Che conosceva lui, inteso Silvio Berlusconi. Come Sì. si chiamava questa persona? Lele More.
Quindi è stata portata per la prima volta, se ho capito bene, Presidente, a casa ad Arcore da Lele Mora. Ho capito? È così, signora Consensuao? Sì. No, portata, sì. Portata, era in compagnia di Lele Mora la prima volta che va ad Arcore. È così? Sì, aveva delle altre persone, una cena molto normale, molto elegante. E questo succede nel 2008? Sì. Ed lei è andata con Lele Mora o insieme a lei c'erano altre ragazze che sono state accompagnate da Lele Mora quella sera? C'erano delle altre ragazze, sì. Si ricorda chi? No. Ma le conosceva o le vedeva No, quella sera per la prima volta? Non li conosceva, lo vedeva lì la prima volta, sì. Erano italiane o straniere? Un po' italiana, un po' straniere. Queste persone poi ha avuto modo di rincontrarle successivamente a Milano? Sì, in discoteca, nelle serate particolari delle Lemore, di feste, sì. E quindi è in grado di dire i nomi di queste persone o i nomi propri, visto che ha avuto modo di frequentarle anche successivamente alla prima volta ad Arcore? Le frequentato in discoteca, cioè dopo le viste in discoteca, ma non come un'amicizia di avere i numeri, di essere la mia amica, quello no. Cioè non mi ricordo i nomi, cioè erano le altre ragazze, qualcuna delle spettacoli, ma non mi ricordo i nomi. Senta, perché questa circostanza non l'ha riferita nel verbale del gennaio 2011? E cioè che lei è andata per la prima volta ad Arcore in compagnia di Lele Mora e insieme ad altre ragazze? Perché ho avuto paura. Può riferire alla Corte come si è svolta quella serata? Siamo arrivati lì, era verso presto, non mi ricordo bene l'orario, scusate, ma erano 2008. E abbiamo cenati, la casa molto bella, Silvio Berlusconi è un signore, una persona molto gentile, molto gradevole. Eravamo seduti ai tavoli, si scherzava, faceva delle battute, contava delle barzellette. E dopo niente. E quella è stata l'unica volta che lei è andata presso la residenza dell'onorevole Berlusconi in Arcore? No, dopo sono tornata nel 2009. Con chi? Quando l'ho chiamato per avvertire che aveva bisogno di un aiuto, che stava passando per un problema, lui mi ha riferito che c'era una persona a Milano e che in quello stesso giorno aveva un appuntamento con lui e che questa persona mi passava a prendere in macchina. E chi era questa persona? Vada avanti nel racconto, signora Consensuao. E questa persona era quello signore Giampaolo. Giampaolo chi? Giampaolo Tarantini, che l'ho conosciuto quella sera quando è passato a prendermi in macchina con un autista e mi ha detto ciao, sei la signora Michele? Ho detto sì, sì. Non lo sapeva chi era, non lo aveva ancora conosciuto prima. E lì siamo andati da Arcore, mi ricordo che lui era molto disagradevole perché offendeva l'autista, che era un signore di età o anziani, e quando lui ha preso l'autostrada, quello signore sbagliava le strade per arrivare da Arcore e allora lui lo offendeva sempre
dicendo chiamerei l'albergo, direi che lei deve essere licenziato, lei non sa con chi sta parlando, e quello mi dava molto fastidio. Quando sono arrivata, Silvio già aspettavamo prima per cenare insieme, e siamo arrivati un po' tardi perché l'autista sbagliava tutte le strade. In quel momento siamo entrati, siamo seduti nella sala principale, dopo loro si sono parlati. Berlusconi è sempre molto gentile con le persone che vanno a casa di lui. Dopo abbiamo parlato del mio problema e lui me l'ha chiesto. Lui dica sempre, perché ora c'è anche un'altra figura di cui parla lei, quindi lui può essere Tarantini o Berlusconi? Lui No. Intendo Berlusconi, immagino. Berlusconi, sempre elegante, gentile. Silvio Berlusconi parla sempre le barzellette, parlavano dopo delle cose di loro che non lo capivo, cioè non sapeva che cosa era, e dopo parlavano delle feste, dopo sono parlate della politica, e dopo lui mi ha fatto vedere la sala dove c'è tutti i regali che li regalano le persone, i cari amici, finale anno, dove c'è questo ufficio di lui, dove c'è la bandiera del partito, ci sono le foto della famiglia, gli album di famiglia, e me l'ha detto: è quello che hai bisogno, questo è un numero di Arcori, della casa di lui, quando hai bisogno di quello che è, vai in questa persona, che io avverto, signore Spinelli, che lei il giorno che va, e così è stato, mi ha aiutato con quello che aveva bisogno e basta, più niente. Senta, e oltre lei, Tarantino e Berlusconi, chi c'era questa sera del 2009? Più nessuno. Eravate solo voi tre? Sì. Quindi lei ha cenato col Presidente, con No, Tarantini? non l'ho cenato. No, è andata lì, perché? Perché io dovevo parlare con lui, già avevo l'appuntamento per i miei problemi. Lui si è riferito che aveva una persona a Milano che aveva un appuntamento con lui, con Silvio, e questa persona mi ha dato un passaggio, già che stava andando nello stesso giorno. Non lo so per quali motivi. Ma l'aiuto, scusi, non abbiamo capito. L'aiuto che chiede in quel momento nel 2009, Sì. in questi Era incontri. dei soldi per mi aiutare con l'affitto, perché aveva Quello di problemi cui ci e stava diceva cercando prima, anche che un poi lavoro. dopo gli ha dato 5.000 euro, è questo? Sì, è questo. Allora, ricapitolando, se ho capito bene, signora Consensuale, la prima volta nel 2008 Sì. lei va lì con le more in compagnia di altre persone che poi ha rivisto ma non è in grado di dire le loro generalità. Che ho avuto dei regali, un orologio e CD. Sì. La seconda volta nel 2009 accompagnato da Tarantini, Sì. ed è la volta che parla con l'onorevole Berlusconi e poi riceve i soldi da Spinelli su incarico di Berlusconi. Altre volte lei è andata ad Arcore? No, delle altre volte no, non sono più dopo andata. Rispetto a quelle che sono le risultanze processuali, e questo le è stato contestato anche nel verbale del 14 gennaio 2011, risulta che il suo cellulare aggancia la cella di Arcore e quindi lei fa una telefonata, il che vuol dire che l'apparecchio è ad Arcore, l'11 luglio 2010. Io ho detto a lei, dottoressa Boccassini,
Quando lei mi ha sequestrati, cioè la procura mi ha sequestrato il mio telefono, mi ricordo bene che lei mi ha fatto questa domanda. Io l'ho detto a lei no, perché io non aveva più quello numero quando mi è stato sequestrato il telefono. Io non potevo stare da Arcore quello giorno. Non è così, perché è documentale. Ma sì, lei mi aveva sequestrato il telefono prima? Io non le ho sequestrato nulla, la procura mai il collega Forno o la procura. No, ma guardi, per garantirsi un momento la genuinità della risposta, le Ah, ricordi sì, certo, quando è certo. stato sequestrato il suo cellulare? 27 giugno 2010. Il 27 giugno 2010, questo è l'11 luglio 2010, quando ha cambiato il telefono? Io ho cambiato subito dopo che loro mi hanno sequestrati il telefono. No, non era questo, il numero è rimasto, Presidente. Perché poi ci sono anche contatti successivi. Io non ho avuto dopo più contatto con il dottor Silvio Berlusconi. Va bene, accantoniamo un attimo la... Quindi lei non è più andata ad Arcore? No, non sono più andata da Arcoli. Possiamo ritornare un attimo alla serata del 27-28 maggio. Quindi, ricapitolando, lei arriva a Fate Bene Fratelli, chiama l'onorevole Berlusconi e gli racconta che Ruby era stata fermata, lei si porta in questura e lì si incontra con la signora Minetti? Sì, dopo che lei vede la chiamata che io avevo fatto sul numero di lei, io avverto a lei dicendo, lei mi dice ciao come stai, mi chiede se stava bene, io le ho detto che stava bene, dopo la chiedo se conosce bene la Ruby, lei mi dice no, è un'amica mia, solo una conoscente, però la conosco. E io dico a lei quello che è successo a Ruby quella sera, quello che stava succedendo, e l'avverto lei che io già avevo parlato con il dottor Silvio Berlusconi e che lui si è riferito che era a Parigi. Lei a me mi dice arrivo, e è arrivata in questura. Così è stato. Quando? Perché la domanda del PM Era il non l'ha 27 completato maggio. la risposta. Era ancora il 27 maggio. Era? Scusi. 27 maggio? Sì, certo. A che ora? Circa? Non mi ricordo l'esatta giusta, non mi ricordo più l'ora giusta, scusami, non mi ricordo. Alle 22:19 lei è già in questura e chiama la Minetti. La vostra conversazione dura 141 secondi. Ovviamente io non posso riferire alla teste le altre telefonate che pur ci sono tra la signora Minetti e l'onorevole Berlusconi, quindi chiaramente io mi devo tenere a questo tipo di contatto. Io non lo so se No, la domanda che le pongo è questa. La prima contatto tra di voi è lei che chiama la Minetti, lei è già in questura e la vostra conversazione delle 22:19 dura 141 secondi. Ve n'è una successiva alle 23:27, dura 70 secondi, lei è sempre in questura, sempre con la Minetti. Alle 001 vi è uno scambio di messaggi, è la Minetti che le manda un messaggio. Lei risponde alle 003. Questa è la ricostruzione di quello che risulta documentalmente dal suo tabulato, cioè i contatti con la Minetti Nicole, i suoi contatti.
Adesso che il pubblico ministero le ha letto gli orari, è in grado di rispondere con maggiore precisione alla domanda che le era stata fatta sull'ora in cui Nicole Minetti è arrivata in questura? Perché a 00:03 lei manda un messaggio a Nicole Minetti, evidentemente Sì, perché o la signora Minetti era già arrivata ed era in qualche altro piano della questura o comunque non era vicino a lei, perché allora, non ci io ero saranno i sempre messaggi. sul primo piano della questura in via Bene Gran Fratelli. Cioè, Minetti è arrivata lì direttamente, parcheggiata la macchina lì vicino. E l'ha raggiunta al primo piano? Sì, al primo piano giù. Poi siete rimasti insieme? Siamo rimasti insieme, sì. Senta, un'altra domanda, prima di entrare in una serie di domande rispetto alla, diciamo, consegna della signorina Ruby. Sempre quella sera del 27, oltre ai contatti che le ha, ripeto, per sua così lei la memoria, lo faccio per aiutare la sua memoria, Pasquino, poi chiede conferma al centro estetico, poi abbiamo i contatti con Spinelli, i tentativi e poi le conversazioni con l'onorevole Berlusconi e poi la Minetti. Vi sono una serie di, quindi quando lei chiama, lei già sa che Ruby è stata fermata e lei è già in questura. No, questo glielo dico per così le do più elementi per ricordare. Sì, me lo dica a voce, perché la testimone fa sì con la testa. Lo ricorda che lei era già in questura? Sì, io già ero in questura. Lei, ecco, ha una serie di telefonate lunghe, la prima alle 21:55 e dura esattamente 495 secondi, con la signora Miriam Loddo. Quindi, ripeto, alle 21:55 lei già sapeva del fermo di Ruby. Perché lei fa questa telefonata alla signora Loddo? Perché la signora Loddo aveva conosciuto giorni prima a casa mia, perché è dormito da me che è arrivata con Ruby. E era tardi. Come Ruby sapeva che a me non mi piaceva delle persone a casa, mi aveva chiamato per dire che se poteva dormire un'amica di lei, una cara amica, a casa. Non lo so di dove stavano arrivando loro. Allora dico di sì. In quello giorno la Miria ha provato a cercare Ruby. Siamo scambiati numero pochi giorni prima, io e Miria, a casa mia. Nello giorno dello fermo della Ruby, Miria provava, così me l'ha detto la Miria quando è arrivata in questura, che mi hai chiamato perché stava provando a chiamare Ruby. E chiama me, io dico: Miria, io sono in questura perché Ruby è stata arrestata, non lo so perché. Scusi Presidente se mi intrometto, guardi che lei non riceve telefonate dalla Loddo, ma è lei che chiama la Loddo e parlate per la prima volta per 495 secondi. È lei che chiama la signora Loddo? Sì, l'ho chiamata perché lei già aveva me chiamato prima, perché lei stava cercando Ruby. Lì io sgancio il telefono e chiamo lei che stava parlando con un'altra persona. La chiamo e la dico: sono in questura, dimmi. E lei dice: cosa fai in questura? Tutto bene? Ho detto bene. Lei ha detto: io sto cercando Ruby. Io le dico: io sono in questura perché Ruby è stata arrestata. La confermo quello che sapeva, solo che Ruby era in questura. E lei venne anche lei in questura. Non risultano altre chiamate Un quel momento, giorno. quando Scusi. dice prima, cerchiamo di capire quanto prima. Prima quando certo. l'aveva cercata? La mattina, il pomeriggio, la sera? Quando Io l'ha aveva cercata? chiamato lei, cioè, ho avuto una chiamata di lei, era giorno, pomeriggio, di lei che cercava sempre Ruby. Ma pomeriggio quando era a casa ancora o quando era già in questura? Io ero in casa ancora, in questura. Dopo di tante chiamate ho visto che c'era una chiamata persa. Allora la richiamo e lì la conto io a Miriam che lei è stata, che la Ruby è stata arrestata. E lei è anche venuta.
Così è successo. Senta, dopo questa telefonata di 495 secondi, poi lei manda un messaggio alla signora Loddo alle 22:05. Alle 22:11 lei richiama la signora Loddo. Lei sicuramente dalla cella che impegna il suo cellulare è in via Fate Bene Fratelli e parlate per 213 secondi. Perché ci spieghi e ci faccia capire perché ha dovuto richiamare per la seconda volta la signora Loddo. Perché sapeva che la Loddo conosceva anche la Minetti. E allora giustamente io stavo provando a parlare con Minetti e non la trovava, il telefono era spento, non mi ricordo esatto l'orario. E lì lei diceva, anche io ci provo a chiamare dopo. E ho detto, provo io a chiamare la Minetti. E ho detto, va bene. E lì entravamo in contatto. Dopo lei me l'ha detto, arrivo, e è venuta in questura anche lei. Quindi anche la signora Loddo poi è arrivata in questura? Sì. E per quale motivo? Scusi, perché? Lei era un'amica di Ruby. Si è sentita venire a aiutare Ruby come sono andata anche io a aiutarla. Cioè a provare, a capire quello che stava succedendo. Perché è stata arrestata, qual è il motivo, dove la portavano. Cioè, una questione amica, si aiutano. Ma lei lo disse alla signora Loddo che aveva cercato e poi parlato quando vi siete incontrati con Silvio Berlusconi? Sì. E che cosa le disse alla signora Loddo? La dico, ho provato la Minetti, come già aveva detto prima lei in telefono. Dopo ho detto, ho disturbato lui, ho disturbato. Entre noi si diceva così. Ho detto, ho disturbato Silvio Berlusconi, lui è a Parigi. Lei mi ha detto, no, non ci credo. E ho detto sì. Perché Ruby ha sempre fatto tanto riferimento su di lui, allora mi sono sentita da fare a chiedere un aiuto a lui per aiutare lei. Cioè, in pratica, quella sera, dopo che lei viene a sapere e poi tramite lei vengono messe a conoscenza altre persone, tra cui Berlusconi, si muovono addirittura 3 persone che si concentrano in via Fate Bene Fratelli. Lei, un assessore regionale e la signora Loddo. Posizione, non è una domanda, grazie Presidente. La domanda è ammessa, risponda. C'era qualcun altro oltre a queste 3 persone? C'erano queste persone? Non abbiamo capito. Non è questa. Ribadisco la mia posizione, anche sul La prego di parlare al microfono. Io ribadisco la mia posizione anche sul intervento, perché sarà tutto registrato. Lei ha creato la domanda del pubblico ministero. No, io ritiro la domanda, ne faccio un'altra, avvocato. È inutile scaldarsi per il nulla, scusi. Certo. Al fine di garantirsi la genuinità delle risposte, invita la teste a rispondere. Prego, ci dica chi c'era, lei, Loddo, Minetti, qualcun altro? No, solo noi 3. Grazie. Allora, quando vi siete incontrati, lei era già lì, poi chi arriva, la Loddo o la Minetti per prima? Arriva prima la Minetti. Che cosa vi dite quando vi incontrate? Ci guardiamo e vediamo cosa possiamo fare per la Ruby. Il successo che è stata arrestata. Minetti mi chiede quale motivo, lo dico, lo so che dicono che lei è arrestata per furto, però io non ci credo. Io dicevo alla Minetti dice anche io ci credo. In quel momento è arrivato la Miria e anche la Miria Lodolo dice no, non ci credo anche io, non credo che Ruby sarebbe capace di fare una cosa di genere. Lì dico anche io, perché fino ad oggi a casa mia lascio i gioielli, i soldi. In questo periodo che a casa mia non mi è mai fatto niente di male. E lì in quello passato sui 20 minuti arriva la tenente. Senta, prima che ci parla del tenente, che poi è un funzionario di polizia, ma poco importa,
In quel momento, Loddo, Minetti e lei, visto che tutte e tre siete lì, sapevate che Ruby era minorenne? No. E allora perché vi siete portate lì? Cioè, che senso aveva, mi scusi, ci faccia comprendere perché a un'ora tarda 3 persone, di cui lei era a casa, la signora Minetti era a casa, la Loddo penso altrettanto, andate lì nei confronti di una persona che se la poteva cavare tranquillamente? E io sono andata come amica. Cioè, quale supporto potevate dare ad una persona del genere? Cioè, Se non fosse il fatto che sapevate che era una persona che era senza documenti e minorenne. no, io le sapevo che la Ruby non aveva i documenti, perché me l'ha detto che aveva subito un furto in Corso Buenos Aires. Allora mi sono preoccupata per questi motivi, che lei non aveva i documenti. Solo quello, perché di quando è entrato a casa mia me l'ha detto che ha avuto un furto, era per quello che non poteva anche affittare un appartamento, perché non era in grado di far vedere i suoi documenti. Io mi sono preoccupata per questo motivo, perché anche, come mi diceva Ruby, essendo metà brasiliana, metà egiziana, è una persona che è qua e deve avere i documenti italiani. Signora Consensuale, quindi immagino che, visto che era che voi parlavate in portoghese? No, Sì o no? Parlavate in portoghese? No. Visto che da parte di padre o madre, non ricordo, Ruby diceva che era di origine brasiliana, quindi vi parlavate in portoghese, che per lei No. sarebbe stata più facile come lingua? Che era la sua lingua madre invece dell'italiano? No, non parlavamo in portoghese, perché lei non mi ha mai parlato in portoghese. E lei non gli ha chiesto, ma scusami, hai un genitore brasiliano e non mi parli in portoghese? Perché è naturale anche che qualche genitore, la madre, non ha insegnato la lingua brasiliana, non è un obbligo che perché è sposato con un'altra persona, è nata in un altro paese, deve parlare la lingua brasiliana. Ma parlava, perché secondo lei Ruby era una persona che parlava correntemente la lingua italiana? No, un po'. Un po'. Ah, quindi tra 2 persone straniere che vivono su un territorio non loro, non è finita la domanda, non era più logico parlare con una lingua che doveva essere conosciuta da entrambe le persone? Se lei mi diceva che non parlava portoghese perché la madre non l'ha mai insegnato, io che cosa potevo dire a lei? Lei non si è mai insospettita di questo le sto No, chiedendo. ho creduto, mi hai fatto vedere un video di una donna brasiliana che baila, mi diceva che la madre era metà brasiliana, il padre metà egiziano, non l'ho mai chiesto documento, ho creduto a lei. Non è un sbaglio, credi, in una persona. Senta, lei dice, conosco Ruby soltanto nel maggio 2010. Sì. Eppur con una... aprile, mi scusi. Da una conoscenza così di poco, lei è stata disposta il 27 a portarsi in questura, ad aiutarla, a telefonare al 113 chiedendo spiegazioni sul perché quando lei parla al 113 sa benissimo quello che è successo. E allora, perché nell'annotazione della sua rubrica, che è dell'aprile 2010, lei alla voce Ruby col suo numero di cellulare di Ruby scrive Ruby Troia? No, io l'ho scritto dopo questo. No, è documentale. Sì, scusami, io ribadisco, l'ho scritto prima, dopo di tutto quello che mi è successo quando venivano, portato via le mie cose, le mie pertenze. Dopo che l'ha provato a aiutare a portare fuori di questura, e dopo lei la procura mi sequestrava le cose mie, di valori miei, perché lei diceva che era sua. E lì mi sono arrabbiata fino ad oggi con lei. Non l'hai scritto prima, che lei Ruby non aveva l'orario di entrare e uscire di casa, posso rispondere e dico è vero, non aveva orario. Potevo uscire alle 9 e tornare un giorno dopo, la mattina.
Ma non l'hai scritta prima, l'hai scritta dopo. Perché non aveva motivo di scrivere così prima di lei, se no non le aveva andato in procura all'aiutare lei. Non aveva niente contro questa ragazza fino a lì. Dunque, viene inserito sul suo il 27 aprile 2011. È vero. 2011? No, scusi, 27 2010 alle ore 11:48. Quindi, come vede, questa annotazione che lei fa, Ruby Troia, è dell'aprile, quindi lei già dice di averla conosciuta a maggio. Ora capisco che una si può confondere, è passato tempo, poi mica tanto, insomma. Siamo al 2012. Allora, la testimone ha detto oggi di avere conosciuto El Mahroug Karima nell'aprile del 2010, non a maggio, nell'aprile del 2010. Sì. C'è una notazione sulla sua agenda del 27 aprile 2010 in cui scrive Ruby Troia. Sì. Chiede il pubblico ministero come mai scriveva quella notazione. No, io non l'ho scritto prima perché se avessi un motivo... Ascolti. L'ha riportato sulla pagina della rubrica del 27 di aprile. Se ce l'ha davanti il pubblico ministero, che gliela mostriamo certo. alla testimone, che così è in grado di fare mente locale. Ha registrato il numero di cellulare della RUB è il suo con questa notazione. I documenti sono già acquisiti nel... Sulla rubrica telefonica. È la data di creazione del numero. Vede? Ruby Troia, 27/4/2010, c'è anche l'ora di inserimento del dato, che sono le 11:48. Il pubblico ministero sta leggendo la testimone il dato tecnico in cui sulla rubrica del telefono cellulare viene indicato il 27 aprile 2012 il riferimento al numero telefonico di El Mahroug Karima sotto Ruby Troia con l'inserimento del dato alle 11:48, Presidente. 11:48. Lo rimetta bene, voltato il microfono, può voltare il microfono, la testa, vede come parla? Quindi lo orienta così il microfono. Presidente, mi posso permettere, scusi. Grazie, avvocato. Presidente, per le successive domande mi posso permettere, ho fatto una copia per il Presidente e i membri del Collegio, Grazie. sono già atti che sono entrati Sui tabulati? Sulla rubrica. Grazie. Ha capito la domanda? Perché il numero di telefono di El Mahroug Karima lo ha registrato sulla sua rubrica come Ruby Troia? Perché giustamente già le sapeva che Ruby lavorava così. Scusi, io leggo 7 dicembre 2010. Sono vari, Presidente. Come sono vari? Leggo male. Dov'è che... Eccola qua, rubrica, trovata. Grazie. Deve essere il 12 luglio, l'ordinamento rovescio. Deve essere il 12 luglio. No, non lo No? leggo. Il 7 dicembre? 27/4/2009. No, Sì, no, quello sì, dopo ci sono le modifiche successive. Ah, ci sono poi le modifiche successive, però il dato attestante documentale è aprile 2010. Sì. Cioè non è che uno può andare... L'ha trovato, Presidente? No, un momento. Allora, Come mai l'ha registrata perché questi sotto sono i con la riassunti dicitura della- Ruby Troia? Perché Ruby mi aveva detto quello che faceva. La E può cioè? dire anche a noi, Scusi. ecco, perché sennò... Che lavorava. Però era la vita privata di lei.
mi diceva che aveva 24 anni, era la sua vita privata. Sì, però d'accordo, questo nessuno lo discute, però noi non c'eravamo e quindi ci dica che cosa le aveva detto El Mahroug Karima. Lei me l'ha detto che lavorava. Che lavoro faceva? La escort. Escort. Senta, signora Consensuao. Lei me l'ha chiesto. Sì. Lei, io le devo fare le contestazioni anche perché è il collegio, il presidente che devono capire quello che è successo. La stessa domanda le è stata posta nel corso della deposizione del 14 gennaio. Alla domanda, siccome sulla sua agenda anche al nome Ruby è indicato Troia, registrazione numero peraltro che avviene in data 27/4/2010 e il numero registrato corrisponde proprio a quello della signorina El Mahroug Karima, vuol dire che anche la Ruby ha avuto una relazione con Luca? E questo perché precedentemente aveva detto che tutte le annotazioni che avevano dicitura Troia era perché era gente che se la faceva col suo fidanzato. No. Può leggere la parte in cui dice che le registrazioni Sì, Troia certo. si riferiscono... Allora, le faccio presente che sempre in questa rubrica del suo cellulare lei usa anche l'espressione Troia, Luca, Linz, Troia, eccetera. Risposta. Ogni volta che io ho messo il numero di cellulare riportante il nome della persona con l'indicazione Troia, sta a significare che avevo scoperto che Luca D'Antone mi aveva tradito con queste persone. Io me ne sono accorta perché ho trovato per ognuna delle persone che ho indicato il termine Troia dei messaggi nel cellulare di Luca, compromettenti, da cui si capiva chiaramente che lui aveva avuto una relazione con queste persone e quindi mi aveva messo le corna. La domanda successiva, perché c'era l'annotazione Ruby Troia che ho già letto. No, ma lui non l'ha mai conosciuto Ruby. Quindi ha raccontato cose non vere? No, perché ho contato le cose vere. Lui non l'ha mai conosciuto Ruby. Luca non l'ha mai conosciuto Ruby di persona. No, ma adesso scusi, cerchiamo di concentrarci sul punto, no? Lei oggi ci ha detto che inserisce Ruby Troia perché El Mahroug Karima le aveva detto che faceva la prostituta. Sì. Ora il pubblico ministero le dice: quando era stata sentita nel gennaio del 2011 aveva detto che la dicitura Troia si riferiva al fatto che questo Luca D'Antone, che dopo ci spiega chi è per lei perché il tribunale non lo sa, aveva avuto dei rapporti sessuali con le persone con cui lei ha indicato Troia accanto. Sì. C'è un po' di differenza, no? Ma sì, c'è differenza. Allora, che cos'è vero? Quello che ci dice oggi o quello che aveva detto al pubblico ministero? No, ho detto al pubblico ministero che è vero che le persone che ho indicato come Troia erano delle persone che avevano avuto rapporti con Luca D'Antone? Lui mi tradiva, ma Ruby non c'entrava nulla con queste persone. Quindi... perché non si sono proprio mai conosciuti. Hanno litigato per telefono, perché lei mi difendeva. Chi era Luca D'Antone per lei? Perché non diamo nulla per scontato. Lui è il mio attuale fidanzato. Ora è il mio attuale, come è stato prima. Anche all'epoca? Nell'epoca eravamo separati, avevamo 2 mesi che avevo uscito dalla casa di lui. Quindi... Se non mi sbaglio, Presidente, è stato sentito anche come test in dibattimento, io non ero presente, ma sì. Allora, posso ricapitolare un attimo, Presidente? Quindi, la verità è quella che lei sta dicendo oggi, e cioè l'annotazione Ruby Troia è perché Ruby gli aveva confidato che faceva la prostituta. Sì. Sì. Perché allora non ha riferito queste circostanze che lei dice essere vere oggi in dibattimento a noi pubblici ministeri nel gennaio 2011? Allora, io ho provato a dire a lei quando lei mi faceva delle domande su di Ruby e quando io facevo le domande su di Ruby lei mi batteva. Diceva lei? Io che facevo, scusi? Quando lei mi fa... La battevo? Sì. Ribatteva. Lei non mi lasciava parlare di Ruby. Lei non mi lasciava parlare di Ruby, mi chiedeva solo del dottore Spinelli, Silvio Berlusconi,
mi chiedeva della mia Quindi vita lei privata. in pratica non ha riferito queste circostanze su Ruby perché io le stoppavo le domande su Ruby. Se lei mi chiedeva Più o sempre meno. del dottor Silvio Berlusconi. Ok, allora le faccio presente che dopo la sua risposta, l'indicazione Ruby Troia non è dovuta al fatto, io le chiedo, ma lei si rende conto che sta fornendo tutte spiegazioni inverosimili? Risposta sua, mi rendo conto che può sembrare inverosimile, ma io non so spiegare le ragioni perché al nome Ruby ho scritto Troia. Sì, cioè, era un'amica per me, non la voleva mettere anche in guaio. Cioè, non ho diritto di parlare della vita di Fare una la prostituta è una libera scelta in Sì, un ma- paese democratico, quindi perché metterla in Perché in Italia in è- difficoltà se lei diceva effettivamente ho scritto Troia perché faceva la prostituta così come mi aveva detto lei? Sì, ma oggi sto dicendo la verità a lei perché non l'ha detto. Mi sentivo di non parlare niente, di proteggere anche in generale la vita di lei. La Cioè, vita solo di Ruby o la vita di altre persone che gravitavano intorno a Ruby in quel periodo? Ma le vite delle altre persone che erano intorno alla Ruby, io non lo sapevo chi era, chi li frequentava, dove andava, con chi usciva. A prescindere che lei mi diceva di Silvio Berlusconi. Mi diceva che aveva un grande amore per lui. Cioè, di quello che lei faceva, della vita di lei in privato, non era un problema mio. Scusi, lei ha detto che Ruby le diceva che provava o aveva un grande amore per l'onorevole Berlusconi. Può spiegare meglio che cosa significa? Cioè, le esatte parole, che cosa le raccontava Ruby rispetto alla conoscenza con Berlusconi? Ruby mi raccontava che aveva un grande amore per lui, che lui era una persona sempre buona, una persona di tutte le altre persone che lei aveva conosciuto, è stato l'unico che ha capito il problema di lei e che sapeva che lui la voleva bene. Lei ha detto, scusi, ho capito male, che Ruby gli ha confidato anche che veniva aiutata da Berlusconi. Che significa? Gli ha spiegato in che modo l'aiutava? Sì. Mi ha spiegato che lui le aiutava con i soldi per gli affitti, per le scuole, per studiare. E le ha anche detto, le ha fatto vedere mai dei soldi che aveva ricevuto dal Berlusconi? Sì. Quando? Dove? A casa. Quando lei, qualche giorno prima che lei veniva fermata dalla polizia, perché è arrivata con una busta con 5.000 euro in contanti, in nota da 500 euro. E che cosa le disse? Racconti al Presidente e ai membri del collegio. Me l'ha detto che è andata a prendere questi soldi dal signore Spinelli perché aveva chiesto a Silvio Berlusconi lì aiuto per il affitto per lei e che lui le aveva dati. Ma rispetto alle volte che Ruby gli ha confidato, come lei sta dicendo oggi, di fare la escort, la prostituta, ma le ha anche detto nel periodo in cui voi vi siete conosciute, e quindi diciamo fino al 27 maggio, poi andremo oltre, se frequentava spesso l'abitazione di Arcore?
se dormiva lì, perché rimaneva a dormire lì. Sì, tramite una volta che lei non ha potuto entrare, io è tornata in dentro, è tornata a casa. No, non ho capito. Non abbiamo compreso nulla. Allora, partiamo, scusate, perché anche per garantire sul minimo di coerenza, no? Non si capisce. Lei dice, ad aprile 2010 conosco Elmaru Karima ad Arcore. Intanto se ci spiega come l'ha conosciuta, perché vi vedete lì, con chi è andata, lei? Io non lo so. Elmaru Karima con chi era, come nasce la conoscenza? La conoscenza... Si capisce? Posso integrare, Presidente, scusità. Tra l'altro risulta verbalizzato che è una domanda del signor Procuratore che ha ripetuto più volte. La signora ha poco fa detto che dopo il 2009 lei non era più stata ad Arcore. Quindi... Sì, tramite la sera che quando sono stata... No, parli bene al microfono a voce alta. Tanto la sera che quando ho conosciuto lei, dopo di lì mai più. È la verità, avvocato. Senta signora, non interloquista così direttamente con il difensore che non è il caso. Veda di rispondere alla domanda. Siamo ad aprile del 2010, è a casa dell'onorevole Berlusconi ad Arcore. Lei con chi è? Come conosce Elmaru Karima? Ci racconti? Lì. L'ho conosciuta lì. Non lo so con chi è andata, come è arrivata. Eravamo tutte lì, tutte le ragazze a parlare, a ridere. Dopo io mi sono andata via. Anche un po' di ragazze sono andate via, cioè, non solo io. Dopo di lì ci siamo ritrovati in quello ristorante, che era un po' prima del mio compleanno, dove lì lei mi chiede se poteva stare a casa mia, perché non me l'ha detto con chi conviveva prima, dove viveva, solo me l'ha detto che aveva problema con la inquilina, con chi faceva la divisione dell'affitto, perché la ragazza non l'aiutava a pagare e faceva tutto lei da sola, e che non lo poteva prendere un appartamento in nome suo perché non le aveva i documenti. Allora le ho detto va bene, fino a che tu riesci a sistemarti, per un mese puoi stare a casa mia. Fino a quando è successo le cose del 27 maggio, che è venuto a sapere la verità dei nomi, origini, paese, l'età, tutto di lei. Perché prima si sapeva che lei era metà brasiliana e metà egiziana e aveva 24 anni, come tutte le altre persone. Nessuno sapeva che lei era minorenne fino alla notte del 27 maggio. Signora Consensuao, lei quindi oggi in dibattimento, scusi Presidente, una domanda, lei ricorda che pochi giorni fa ha rilasciato un'intervista per un giornalista che lavora sull'Espresso? Sì, mi ricordo. Lei ricorda quello che ha detto? No, non lo ricorda. Non è ammessa la domanda Non è sui ammessa. contenuti delle interviste. Presidente, ho dovuto fare questa premessa perché le dichiarazioni della Teste risultano palesemente contraddittorie, non solo alla logica stessa dei fatti e a quello che aveva dichiarato nel verbale, ma da un dato documentale risulta in maniera inequivoca, perché in quel periodo la signora Consensuao usava il cellulare in questione, non è mai stata ad Arcore se non il giorno dell'11 luglio 2010 che lei nega. Quindi non è vero e non è possibile che era presente le volte in cui documentalmente abbiamo appurato che la signora Ruby era effettivamente ad Arcore. Io quando sono stata a Arcore non ho portato i telefoni con me.
Allora, Presidente, come io ho depositato, ma era già una situazione che emergeva dagli atti che sono stato depositato. Io però è stata fatta un'attività integrativa di verifica e ho depositato di nuovo alle difese un elaborato da cui risulta non solo che non è mai presente le volte in cui è stato possibile dimostrare, accertare la presenza di Ruby ad Arcore, ma che il cellulare era in tutt'altra zona. Se lo ritiene, Presidente, io le posso depositare questa nota. Sono tabulati, sono dei documenti. Sono i tabulati, sono già entrati ovviamente, sì. È non è una riaberrazione, è il dato che già c'era sparpagliato in più informative che oggi viene naturalmente... Sì, questa nota che è stata redatta dalla Procura, che ci è stata data a suo tempo, sotto forma di un riepilogo fatto da un verbalizzante, c'è il consenso da parte di questa difesa, che tra l'altro ha fatto anche analisi analoga tramite il proprio consulente e che collima perfettamente. Ci riserviamo di depositare anche noi un'analoga nota. Ma non c'è contrasto tra gli accertamenti dell'ex articolo 430 della Procura della Repubblica e quello che è stato accertato dal nostro consulente? Sono assolutamente coincidenti. Quindi, Presidente, io chiedo che venga ammonito il teste perché sta dichiarando fatti non corrispondenti alla verità. Ha capito il problema, signora Consecao, che lei ha detto che non aveva il cellulare quando è andato ad Arcore, però... Io a luglio non sono stata da Arcore, dal 2010. No, ma non è il problema soltanto di luglio del 2010, il problema è che lei dice che ha incontrato il Marug Karim ad Arcore ad aprile del 2010 Sì. e lei dice che è andata a Arcore anche nel 2009, adesso non so se... non sembra di capire. È stata un 9 di febbraio del 2009 non è indicato per la No, il 2009 non c'è, Presidente. Io mi riferisco alla presenza di Ruby, la conoscenza d'Arcore nel 2010. Non viene rilevato nelle giornate in cui era presente, almeno quelle che sono state documentate, Ruby ad Arcore, la consensuale non c'era e quel cellulare che lei aveva in quel periodo era in altre zone di Milano, quindi la teste oggi palesemente riferisce il falso. Dottoressa, noi abbiamo fatto anche dei piantini di dove era, perché si spostava quel giorno. Bravi. Ne ha una copia Beh, i vostri consulenti sono stati avvantaggiati dall'accusa però, me lo conceda. Sono stati avvantaggiati i vostri consulenti dall'accusa. Sì, non c'è dubbio. Noi abbiamo detto che è stato impeccabile il comportamento della Procura. Ci sono delle notazioni. Scusi, Presidente, scusi, con il consenso della Procura noi abbiamo questo elaborato fatto dal nostro consulente dove c'è anche la piantina di dove era in quei giorni il telefono della signora Conseisao e che quindi questo collima esattamente con la ricostruzione della Procura e in più c'è anche un dato ricostruttivo diciamo planimetrico. Sì, Presidente. Sì, Presidente. Grazie. Possono i difensori sottoscrivere il documento come una memoria che viene... o il consulente di parte, se è un documento che proviene dal vostro consulente, come ritenete? Sì, lo sottoscriviamo noi, poi sottoscrive anche lei. Signora Consecao, per quello che ci è dato comprendere dalla documentazione che ci ha dato, che ci hanno messo a disposizione le parti, nel mese di aprile il suo telefono cellulare che lei dice di non aver portato ad Arcore
telefonava la sera, c'era qualcuno che parlava con questo telefono, il telefono si spostava anche e non si spostava ad Arcore, si spostava in diverse zone di Milano. Allora, Può dare una spiegazione? non c'ho spiegazione da dare, io sto dicendo la verità. Se no come li faceva avere il numero del presidente di Silvio Berlusconi per chiamare lui? Sto dicendo che io Ascolti, non signora avevo telefono, Consecao, com'è? non gli è stato chiesto il motivo per cui avesse il numero di telefono dell'onorevole Berlusconi. Le è stato chiesto, viste le sue affermazioni, di aver conosciuto El Marug Karima nel mese di aprile del 2010 presso l'abitazione ad Arcore dell'onorevole Berlusconi e che ha detto che aveva lasciato il cellulare a casa, come mai il suo telefono cellulare la sera del mese di aprile effettuava delle telefonate e si spostava in giro per la città di Milano? Dottoressa, io non mi ricordo, io solo mi ricordo di quella data dove ero. Signora Consecao, devo ammonirla formalmente che lei ha l'obbligo di dire la verità. Se è impegnata Io sto dicendo la verità. leggendo la dichiarazione, chi dice e rende falsa testimonianza davanti a un tribunale è passibile di essere poi perseguito perché commette un reato, le è chiaro questo? Quindi cerchi di ricordare e se ha detto il falso o a noi o al pubblico ministero ci dia una spiegazione. Ci dica pure che anche che ha detto il falso, ma a questo punto ci dia una spiegazione. Io le date che ho messo il numero di Ruby, il mio telefono, non mi ricordo bene la data. Signora Consecao, nessuno le ha chiesto Ok, allora in questo le dico, momento ok, quando allora- hai messo la data nel suo cellulare del numero di El Marug Karima. Le stiamo chiedendo se è vero o non è vero che è andata ad Arcore nel mese di aprile del 2010 e lì ha incontrato El Marug Karima nella casa dell'onorevole Berlusconi. Questa è la domanda che per la terza volta il Tribunale le sta ponendo. La prego di attenersi alla domanda in questo momento. È vero o non è vero? No, allora dico che non è vero. Non è vero. Allora dico che non è vero. Allora, che cosa è vero? Dove ha conosciuto El Marug Karima e quando? E che cosa non è vero? Che ci dica esattamente. Non mi ricordo bene dove ho conosciuto la Ruby. Mi ricordo solo che il giorno prima del mio compleanno lei è stata a cena con me, che è arrivata a sedere in tavola nello ristorante e dove lì lei qualche giorno dopo è venuta a casa mia. Questi sono i fatti veri. Visto che il suo compleanno è il 3 di maggio, Sì. vuol dire che pochi giorni prima, possiamo Sì. essere a fine aprile, lei conosce El Marug Karima al ristorante, nel ristorante che aveva detto al pubblico ministero? Sì. Bene, poi ci ha detto, io però avevo il numero di telefono dell'onorevole Berlusconi e quindi completi bene il quadro. Lei perché e chi le aveva dato il telefono dell'onorevole Berlusconi? Lui. Lui chi? Silvio Berlusconi già aveva un numero di Arcori. Io già aveva prima il numero di Arcori e dopo i suoi privati. Presidente, da quello che è risultato nelle rubriche dei tabulati, risulta che l'indicazione Silvio Berlusconi Papi è stata registrata col numero 335 15 00 431, il numero che viene chiamato la sera del 27 maggio 2010, il 24 5 2010. Grazie mille, avvocato. Tiene due separati così. Sì, ma questo Il Tribunale acquisisce la documentazione prodotta dalle parti
Ex articolo 493,3 CPP. Il Tribunale si è distratto solo un secondo per l'acquisizione dei documenti. Cioè, voglio dire che sono registrati i numeri delle utenze in uso all'onorevole Berlusconi. Quella riferibile al numero 335 che è stata, risultano le chiamate il 27-28 maggio 2010, è stata trascritta oddio vado a memoria, l'ho perso, il 24 maggio 2010. Abbiamo anche le utenze fisse, però voglio dire il fatto che... Quando sono state trascritte le utenze fisse, lo controlli pure con calma. Erano altre domande a cui volevo fare dopo, vabbè. Perché ci sono varie... Presidente, in questo momento non riesco a trovarla. Non fa niente, lo rimandiamo. Però è un sì, ma... Allora, signora consigliere, dica, quando le è stato dato, quando l'onorevole Berlusconi le avrebbe dato le sue utenze Io non mi ricordo cellulari e di casa? Il numero di casa già lo aveva prima del 2009. Scusa, del 2008, e tanto come 2009 sono stata da lui per chiedere l'aiuto, come già ho detto prima. Dopo il suo numero di telefono, io non l'avevo prima mai il mio telefonino, ho sempre tenuto in un'agenda a casa, tutti e due i numeri. L'ho messo il numero di lui, il mio telefono. Quando giustamente che Ruby già era a casa mia e parlava sempre di lui, e parlava delle persone che io conosco e che lei diceva che conosceva bene. Ok? Così è stato, ma il numero di Silvio Berlusconi ho sempre tenuto in un'agenda, perché non sapeva se succedesse qualcosa con il mio telefono, di essere furtato, quelli numeri si prendevano e che cosa potevano fare. Presidente, scusi, ora a parte il numero di telefono che mi consentiranno le difese, ma abbiamo verificato che l'avevano praticamente tutte le persone che sono state sentite o saranno poi sentite come testi in dibattimento, quindi però questa è una considerazione dell'accusa che non interessa più di tanto. Io vorrei che la Teste spiegasse le ragioni per le quali ha dato queste versioni oggi in dibattimento, cioè perché ha dovuto mentire dicendo di aver visto per la prima volta Ruby ad Arcore. Perché? Cioè, posso stare anche confusa, c'è tante cose che non mi ricordo più, Mario. Ormai sono passati tanti anni, non mi ricordo tante cose. No, guardi, allora facciamo così, perché lei ha l'obbligo di dire la verità e di non nascondere niente di quello che sa. E allora se è confusa o non ricorda, dice che non ricorda, dice questa cosa, perché la confusione e riferire di aver conosciuto la persona in un determinato luogo, capisce signora Consecao, che è un po' troppo come pretesa spiegazione. Quindi anche alla domanda del pubblico ministero che le fa adesso, la prego di rispondere. Perché lei oggi è venuta a raccontarci di aver conosciuto il Marughe Karim ad Arcore ad aprile del 2010? Perché? Mi sono confusa. Presidente, io però chiedo, perché siccome bisogna veramente comprendere rispetto a quello che sono dati documentali su cui poi il pubblico ministero avanzerà le proprie motivazioni in sede di requisitoria, però in questa sede è importante verificare la genuinità della Teste rispetto ad alcune circostanze, perché la signora Consensuao è la persona che, diciamo, nel periodo 27-28 maggio era
possiamo dire vicina alla Ruby, al punto che l'aveva ospitata in casa, va bene? E allora, siccome ha dato delle circostanze rispetto alla conoscenza palesemente false, ora dice che si confonde, io le devo chiedere che si possano fare domande, proprio perché dobbiamo verificare la genuinità, su un'intervista che lei ha rilasciato pochi giorni fa, dove dire che si confondeva rispetto a delle circostanze precise e in cui c'era anche quello che sta riferendo oggi in dibattimento, le dice che è confusa, secondo me sono elementi che possono servire al collegio per valutare la personalità e la genuinità della testa, perché questo è un nostro obbligo. C'è un problema. Le domande sulle dichiarazioni rese in sede di intervista non sono ammesse, Certo, pubblico bene, ministero. va bene. Il contrasto emerge dal verbale delle dichiarazioni rese dalla testimone nel gennaio del 2011. Va bene Presidente. Se poi è interesse delle parti mettere a disposizione del Tribunale questa intervista, valuteremo su consenso. Ma non è che ci mettiamo Dobbiamo valutare. Va bene, Lo valutiamo Presidente. magari nel prosieguo dell'interrogatorio, va bene. perché Va bene. Senta, rispetto a una circostanza che mi ascolta, signora Consensao, vuole fare una pausa? Non lo so. Mi No, ascolta? te l'ascolto. Lei oggi in dibattimento ha detto di aver saputo da Ruby che Ruby esercitava la professione, cioè faceva la prostituta. Lei conferma che questa è la verità che oggi ci sta dicendo in dibattimento? Sì, questo è verità. Lei me l'ha detto di persona perché mi ha invitato ad andare a un posto di mare delle persone che avevano invitato lei. Io in quello periodo ero incinta. Io l'ho detto, io non ci vado da nessuna parte, non voglio sapere. Lei era incinta di chi, signora Consensuao? Il mio attuale fidanzato. Luca D'Antone? Sì. Lei ha fatto l'intervento abortivo Sì. proprio il giorno 27, lo so che è doloroso, però io ho necessità di ricostruire questo, proprio il giorno 27, 2010, maggio, signora Consensuao? Sì. Sì. Senta, lei in quel periodo, siamo maggio 2010, aprile 2010, quando ospita Ruby, noi non abbiamo ancora precisato quello che succede la notte in questura dopo che vi incontrate tutte e tre, cioè lei, Loddo Miriam. Succede che arriva Minetti, dopo arriva la Miriam Lodolo, passano 15-20 minuti, non mi ricordo bene esatto, scende la tenente, invita che noi saliamo in ufficio da lei. Saliamo con la tenente, ci sediamo davanti alla tenente, chiediamo quello che è successo alla Ruby, dove era la Ruby. La tenente chiede se noi veramente eravamo amica, qual era il nostro legame alla Ruby. Diamo chi siamo, abbiamo detto che eravamo delle sue amiche. Lì chiediamo i fatti, quello che stava succedendo, perché lei è stata arrestata. La tenente ha chiesto, scusami, un'altra volta, se noi sapevamo chi era Ruby. Io lo dico, lo so che lei è metà brasiliana, metà egiziana e ha 24 anni. La tenente chiede un'altra volta
E io dico, io lo so questo. E lei mi dice, noi siamo passati già a casa della signora Michelle, dice a me, perché Ruby aveva passato con uno dei poliziotti per lasciare le medicine e il cibo del mio cane. Io già non ero più a casa, era un momento che io stavo andando in questura. E allora lì, in quel momento, la tenente fa vedere in documento a me e Minetti l'età della ragazza, la vera età, riferendo in quello esatto momento che lei aveva 17 anni. Così è successo. Signora Consensuale, quello che lei riferisce è stato in netto contrasto con delle testimonianze già acquisite in dibattimento, a cominciare dalla tenente che è la dottoressa Iafrate, immagino. Ma questa è la verità, io non lo sapevo l'età della Ruby. No, io... Cioè, Quindi lei sostiene che la dottoressa Iafrate le ha fatto vedere un documento? Sì, non c'erano, i documenti della Ruby non esistevano. Ma lei ha detto che la Ruby aveva 17 anni in quel momento. È stato lì che io e Nicole abbiamo saputo l'età della Ruby, anche la Miriam Lodolo. Cioè, non lo sapevo, io più o meno non lo sapevo prima. Non lo so gli altri, però io non lo sapevo. Allora, ecco. Lei dice io non lo sapevo. Prima di tutto lei dice noi saliamo nell'ufficio della tenente. Sì. Tutte e tre? Sì. Dove posso anche fare, dove sono anche tutte le plasma, con tutte le plasme, gli altri poliziotti, che si guardano tutte la Milano. Poi che cosa succede? Continui nel racconto. Succede che dopo di quello io mi sono sentita un po' male, ho chiesto se poteva prendere un po' di aria fuori. È venuta Nicole fuori con me, siamo accesi una sigaretta, abbiamo fumato insieme e Nicole mi dice dobbiamo aiutare la ragazza. Io l'ho detto sì, dobbiamo aiutare, ma come possiamo fare? E lì torniamo nella sala davanti alla tenente e chiediamo che cosa si poteva fare per la Ruby, per lei non stare lì dentro. E la tenente dice no, abbiamo provato a chiamare dei centri comunitari, però non hanno posti. Io dico, ma dove va a Ruby? Dove li portano lei? E loro hanno detto, in questo momento non c'è posto dove andare. Lì chiediamo un'altra volta che cosa si poteva fare. La tenente suggerì un affidamento, che la Ruby doveva essere affidata a una persona, dove Nicole ha presentato i suoi documenti per prendere lei in affidamento. Dopo arriva Ruby che inizia a piangere, abbraccia me, abbraccia la Nicole, anche la Miriam, e hanno iniziato gli accertamenti per affidamento. In quel momento dopo andiamo via di lì. La tenente chiede alla Ruby dove Ruby vuole andare e Ruby dice vado e sto dove era prima. Allora Nicole dice va bene, scendiamo tutte e tre. In quel momento Nicole chiama Silvio Berlusconi e ci parla con lui dicendo è tutto a posto, abbiamo aiutato la ragazza. La Ruby chiede lui di parlare con lui in telefono di Nicole. Nicole mette in viva voce. Silvio Berlusconi dice, Ruby, ti auguro una bella vita, ti auguro che torni dai tuoi genitori, che fa la brava ragazza.
ti augurio tutto bene e chiudi il telefono e andiamo via. Cos'è successo? Quindi la Ruby quella sera, cioè la mattina diciamo del 28 maggio, è venuta a casa sua in via Villoresi. Sì, è venuto anche la Miria. Siamo andate tutte e tre via. La Miria è rimasta a casa mia perché ha detto che non aveva la luce, il gas a casa sua. E dopo eravamo tutte, io, Miria, Nicole aveva andato via e Ruby raccontava ridendo come la polizia ha fermato lei e più niente. Dopo siamo andate a riposare perché io ero molto stanca. Ma Ruby poi ha vissuto a casa sua in via Villoresi fino all'episodio del 5 giugno a seguito del quale avete litigato e poi Ruby è stata portata in ospedale? Sì, sì, è stato lì fino al giorno che abbiamo litigato. Sì. E la signora Minetti veniva a trovarla regolarmente? No. Prima perché lo documento, Ruby doveva stare con l'affidamento con Nicole fino che Ruby scendesse giù a casa dei tuoi, del papà e mamma di lei. La tenente aveva chiesto a lei che lo giorno che lei andasse giù, che se avesse bisogno chiamava direttamente la tenente, perché la tenente ha dato il numero di lei a Ruby, dicendo se avesse qualche problema con i genitori, perché Ruby diceva che aveva paura del suo padre, che chiamava una pattuglia, la polizia che le accompagnavano, perché la tenente aspettava il passaporto di Ruby. Gli hai dato anche un prazo a Ruby di portare il passaporto. Non credo che aveva bisogno che la Nicole venisse a cercare o a vedere Ruby, perché era un affidamento temporario, fino a che papà di lei gli dava i documenti che non hai voluto dare. Così hai detto la tenente, che già aveva chiamato il padre di Ruby quella sera e che lui ha detto che era per loro tenere lei lì dentro, che lui non voleva sapere niente della Ruby. E tutte queste cose la tenente gliel'avrebbe dette a lei, alla signora Minetti, alla Loddo Miriam, ma non ho finito la domanda. Quando Ruby le venne affidata? Sì, hai detto che lo tutte queste cose. Hai detto prima che non c'erano i documenti della Ruby in mano perché già aveva provato a cercare i genitori di lei e il padre aveva detto che lei era per rimanere dove era. Così è riferito alla tenente. E che Ruby non c'era dove andare perché i posti già erano tutti pieni. E così abbiamo chiesto che cosa poteva fare per la Ruby, dove è stato riferito un affidamento temporaneo, cioè per pochi giorni. Per non dare nulla per scontato, questa la tenente ci spiega chi è? Una donna, è un uomo? Era una donna. In divisa, in borghese? Una tenente, in divisa, sì. In divisa? Quella di quella sera. Giovane, anziana? Giovane, bianca, i capelli, se non mi ricordo bene, un po' chiari. Mi ricordo degli occhi, colori chiari come occhi, molto bella. Immagino che sia la dottoressa Iafrate, Presidente, anche, però... Non diamo nulla per scontato? No, certo. Era quella che era lì, in quella sera, una bella donna, molto gentile e simpatica.
Se ha terminato l'argomento e ne sta per Sì, iniziare no, un altro, io ho quasi terminato. prego, Presidente. concluda, No. perché poi dopo facciamo una pausa. sospensione prima del controesame e l'esame. Senta, sulla sue rubriche c'è l'indicazione spesso nomi e clienti. Ho detto, ho fatto anche la PR in discoteca, sono stati clienti miei di tavole di discoteca, qualcuno che io non mi ricordo perché faccio tante volte fatica a ricordare i cognomi. Metteva tipo un aggettivo, un nome così. Quindi senza secondo valore. lei l'indicazione cliente non è riferibile a clienti perché lei esercitava la prostituzione? No, perché in quello periodo aveva appena lasciato mio attuale fidanzato, aveva 2 mesi che non era più con lui e era incinta, dottoressa Boccassini. No, ci sono anche indicazioni del 2009. Ma non come cliente. E cabrito invece l'indicazione che vediamo, In cabrito portoghese vai dire... animale, Sì, perché non mi in senso ricordavo il cognome. dispregiativo almeno per quello che mi risulta. Sì, una persona che non è un amico, una persona che frequento, che conosco, niente in più. Un animale. E la differenza che ha scritto su alcune annotazioni femminili, Troia e Putana, Ho detto, erano delle persone che quando Luca mi tradiva, Ho capito. già ho risposto, per tradimento, non sapendo vero nome. Presidente, allo Stato ritengo superfluo ogni altro tipo di domanda. Grazie, allora interrompiamo, è l'1:30, ricominciamo alle 2:30.